Io voglio giustizia, che paghi quello che è giusto. Forse il giusto sarebbe quasi tutta la vita. L'omicidio stradale è reato, dovrebbe diventare legge entro dicembre. Aumentate le pene che per i colpevoli non raggiungeranno la durata di una vita, come chiedeva ai nostri microfoni Paola Stevanato, la figlia di Lino, il pedone ucciso a Olmo di Martellago domenica 4 ottobre da un automobilista poi fuggita. Si arriverà a un massimo di 18 anni di carcere in caso di omicidio stradale plurimo, da 8 a 12 anni di reclusione se il colpevole guidava con un tasso alcolico di oltre 1,5 grammi per litro di sangue o sotto effetto di droghe. Pena da 5 a 10 anni se l'omicida aveva un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi o se stava guidando in maniera pericolosa. Invariata la pena da 2 a 7 anni se la morte viene causata per violazione del codice della strada. Soddisfatte le associazioni dei parenti delle vittime. Al di là del fatto penale, del fatto giuridico, sotto il profilo umano. Queste persone hanno subito, queste persone hanno un dolore grandissimo e quindi la soddisfazione era soprattutto sotto questo profilo, al di là degli inasprimenti di pena. Il fatto che ora il reato abbia un nome potrebbe fare da deterrente, insieme ai provvedimenti sulla patente che verranno applicati in caso di condanna o patteggiamento per omicidio o lesioni stradali. Quella della revoca della patente in questi casi e della sospensione dopo la revoca della patente che può arrivare fino a 30 anni. Questo colpisce molto sotto il profilo deterrente. Serviva una legge, sottolinea l'avvocato Palese, perché gli italiani si rendessero conto della gravità di queste tragedie. In provincia di Venezia gli incidenti stradali sono leggermente calati, una flessione minima che non soddisfa. Il reato non è in calo in provincia di Venezia, bisogna fare sempre di più.